benvenuti al Teatro Vivaldi di Jesolo, ma soprattutto benvenuti all'evento Il Piave mormorava. Prima di iniziare questo viaggio nella storia, soprattutto del nostro territorio, e viaggio attraverso i secoli, gli anni della Grande Guerra, desidero ringraziare l'amministrazione comunale che è qui presente nella persona del vice sindaco, il signor Roberto Ruggeri, che invito a raggiungermi. Rugolotto, scusi. Roberto Rugolotto, che invito a raggiungermi per un saluto. Lo accogliamo con un applauso. Buonasera signori, do il benvenuto anch'io al Teatro Vivaldi per questa occasione che è importante per tanti motivi. Il primo è già stato anticipato perché racconta di noi, non di noi che abbiamo vissuto in prima persona quel periodo storico, ma che racconta di noi perché questo territorio continuiamo a viverlo e continuiamo a viverlo non solo nel ricordo, ma anche nell'impegno di essere testimoni sempre e ogni giorno di quanto quelle situazioni drammatiche e tristi hanno portato di cose positive, di cose buone e di condizioni che ci permettono di vivere davvero con serenità. Il secondo motivo è che abbiamo l'occasione di essere partecipi di un evento musicale, di un evento canoro, e anche questo dà testimonianza di armonia, di condivisione, di compartecipazione con la musica, con gli strumenti, con la trasmissione, ecco, del conoscere anche attraverso le note e le voci. E questo davvero ci riempie il cuore, ci dà ancora quel coraggio e quella volontà di dire, beh, insomma, ci siamo e vogliamo davvero vivere queste giornate con la maggior serenità possibile. Quindi ringrazio gli organizzatori, lo faccio a nome anche dell'amministrazione comunale, dell'assessore alla cultura Bergamo e di tutti noi che parteciperemo questa sera con l'ascolto, ma anche trasportati con il cuore, con il pensiero a tante cose tristi di allora e cose buone che quelle eventi ci hanno permesso e ci permettono di vivere oggi. Grazie davvero e buona serata. Come vi anticipavo, faremo quest'oggi un viaggio nella storia. 1915-1918 sono stati anni di grande cambiamento, non soltanto per l'Italia, ma per il mondo intero, per lo scoppio della Grande Guerra. Parliamo di cambiamenti a livello sociale, cambiamenti a livello economico, politico. Tutti questi cambiamenti noi ve li racconteremo attraverso pagine di musica e attraverso documenti e lettere che sono state sapientemente raccolte. A esibirsi quest'oggi la piccola orchestra veneta con i suoi solisti diretti dal maestro Giancarlo Nadai e alla voce ascolterete Enrico Nadai. 1915-1918, anni che io amo definire incendiari, anni in cui, al tempo in cui, il Piave mormorava.
abbastanza alla fine. 24 maggio 1915. Viva l'Italia! Era tutto un trambusto di cori, quello esibito dai militi, i primi che partiti da ogni zona d'Italia si affrettavano a prendere posizione tra l'Adamello, l'altopiano dei 7 comuni, sulle Dolomiti e sul Carso, perché dovevano riscattare l'Italia dall'Italietta costoro. Le scorciatoie politiche adottate nel primo frangente del Novecento all'interno del nostro paese miravano ad un appianamento coscienziale e ad un imborghesimento che giovani e meno giovani trovavano ributtante. E forse fu proprio allora che per alcuni la guerra divenne la sola igiene del mondo, mentre per altri era considerata come un processo di inevitabile trapasso votato al raggiungimento di precisi scopi politici. L'anteguerra fu un periodo in cui tutta o quasi la propaganda giornalistica italiana strizzava l'occhio alle armi. In questa terra, l'Italia, dove le vessazioni e i soprusi d'ogni tipo erano conosciuti molto bene, già prima del Risorgimento. Ma proprio a Farra di Soligo, il parroco Don Desiderio Calderer, che era uno di quegli uomini che sapeva vedere lontano nelle cose, tuonava contro quei vecchi giornali liberali e massonici che avevano convinto tanta parte degli italiani a spendere ogni forza nel conflitto. Ed è con una venetissima semplificazione che potremmo ridurre il pensiero di questo saggio parroco: chi che gaischei che ha sempre vinto. Questa grande guerra si rivelò per tutti la sola maniera volta ad operare verso un fine comune, per essere quindi Italia ed italiani, con le rispettive lettere che compongono queste due parole a carattere maiuscolo. E che dire dei nostri soldati? C'è da rilevare che costoro non erano solo combattenti ammantati d'entusiasmo con le dovute eccezioni, erano pure spettacolari usignoli, pronti a cantare incessantemente durante i tragitti che da Padova, da Bologna, da Udine, da Firenze e da ogni altra parte della nostra bella nazione conducevano al fronte. Ecco, questo furono i nostri soldati. E seppure anche loro divennero luciferini una volta impugnate le armi e approdati nei campi di battaglia, chiediamo insieme a Dio che gli abbia in gloria oggi come 100 anni fa. C'è un problema tecnico legato alla cassa. Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che sta a vegliare. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che sta a vegliare. A mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capoposto. O sentinella, torna al tuo posto,
sotto la tenda a riposare. O sentinella, torna al tuo posto, sotto la tenda a riposare. Quando fui stato nella mia tenda, senti un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolare, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolare. chiediamo solo di applaudire a fine spettacolo, quando ci sarà l'inno italiano. Grazie mille.
Tutto il caos dei commilitoni, nella loro iniziale tempesta di entusiasmo, quello dei giornali, quello di coloro che avevano assentito o acclamato a gran voce l'arrivo della guerra, diviene quasi un rumorio secondario nel momento in cui si incontrano in una breve lettera quelle poche semplici parole di una dolcezza disarmante, rivolte da un soldato, Giosuè Borsi, partito per il fronte alla madre. Mamma, ti adoro e penso a te sempre, sempre. Ti ho lasciato il cuore, tiemmelo per benino e lo riprenderò al ritorno. Un bacio lunghissimo, Giosuè.
L'eroismo sul campo di battaglia fu per alcuni il vertice più alto della disciplina. È il caso di un solighese di cui ci restano delle foto dove lo vediamo con lo sguardo di chi non ha nulla da temere, ma piuttosto ad essere temuto. Sant'Edorigo ci dà ancora prova della nobile fierezza con cui indossò la divisa militare. Sante era stato piacevolmente travolto dagli ideali del suo tempo, tanto da essersi arruolato come volontario per la campagna di Libia. Siamo nel 1913. Ma fu con la prima guerra mondiale che poté dimostrare a pieni termini la sua audacia. Dove attaccava il nemico, Sante faceva pioggia di vittime, pur rinunciando ad utilizzare la maschera antigas, poiché lui, nella guerra, coglieva una certa magia, uno slancio primordiale, una sorta di prostrazione innanzi all'altare di Dioniso. Dopo aver guidato l'assalto del 29° battaglione al Trinceone, senza la possibilità di ricevere i rinforzi che erano stati a loro volta bloccati dagli avversari, Sante venne trafitto da una raffica di mitragliatrice. Ma il fuoco non bastò a placare i suoi movimenti, ancora imbevuti di un fresco vigore. Sante incitava i suoi, creava panico tra i nemici, scaraventava loro gli esplosivi che riusciva a recuperare. E poi si avventò sul capitano rivale, il quale gli scagliò un ordigno che fece cessare il conflitto e calare il silenzio più cupo. Il condottiero e il capitano si ritrovarono in ospedale e questi ultimo riuscì giusto in tempo a creare un'ultima valpa, questa volta benigna, consegnando il proprio binocolo a Sante. Era la sola medaglia al valore di cui in quel momento poteva disporre. E poi serrò gli occhi e si abbandonò alla luce. Quando si è in procinto di andare tra le braccia della luce, tra le braccia di lui, non contano più i vecchi contrasti. Conta solamente la risposta alla domanda: ho ubbidito umilmente al mio compito. Dopo la prigionia, Sante fece ritorno a casa, inabile, ma con 2 storie da raccontare, la sua e quella del capitano austriaco, che al suo compito aveva ubbidito fino all'ultimo battito del cuore.
il 1917, quando l'invasore castiga l'esercito italiano e non solo, aggirandosi di abitazione in abitazione, s'avventura con meschinità contro chi è inerme. Il chiasso delle truppe nemiche è come quello di un convegno di diavoli, ogni cosa diviene cupa, le urla delle bestie, le urla delle donne sono una sinfonia di dolore che con dovizia di sfumature si disperde nell'aria percorrendo tutta la sinistra piave. Ma di una donna è doveroso parlare, una giovinetta della famiglia dei Botteon, che durante la sera di Natale del 1917 dovette resistere agli assalti galanti di un ufficiale austriaco che avrebbe volentieri attentato al suo pudore, finché, esausta, si armò di un coltello e lo ferì prima al naso e poi alla guancia. Il seguito è prevedibile. Probabilmente le spettò un periodo di prigionia, ma lei, forte della sua impagabile tempra, sbottando senza alcuna remora, esclamava: «Mi mettano pure in prigione, non ho paura io». Ponte de Priula le un piave stretto, i ferma chi vie da Caporetto. Ponte de Priula le un piave stretto, i copa chi che noga al moschetto. Ponte de Priula le un piave nero, tutta la grava le un cimitero. Ponte de Priula le un piave amaro, i fusilai butta in un maro. Ponte de Priula le un piave mosso, e il sangue italiano l'ha fatto rosso. Ponte de Priula sopra le porte, Itaca cartel cosù la morte, cosù la morte.
A te, eterno Iddio, Signore della pace e della guerra, noi, bersaglieri della Marmora, innalziamo la nostra preghiera. Tu, che ci hai fatto conoscere le asperità di tante battaglie, il gaudio di tante vittorie, la pena di tante rinunce, fa che il raggio di gloria illumini sempre la nostra fronte. Fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedano vinte le nostre armi, mai piegata la bandiera della patria. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore, e se un giorno dovessimo cadere, rende forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano un secolo di assalti. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che dal Mincio al Don a Poggioscanno sul campo restarono. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta, o Dio onnipotente, la viva voce di chi solo a te si arrende. Amen. Quando si parla di Andrea Bafile, la mente va subito alla medaglia d'oro che gli è stata conferita post mortem al valore militare. In realtà Bafile di medaglie al valore ne aveva in precedenza meritate già altre due, una prima d'argento nel 1913 e la seconda di bronzo nel 1917. Aveva ottenuto anche il titolo di Cavaliere della Corona d'Italia, sempre nel 1917. Il 23 aprile 1913, sulla nave Quarto, si sviluppa un pericolosissimo incendio che rischia di propagarsi fino alla Santa Barbara. Bafile impartisce gli ordini necessari ai marinai, ma resosi conto della difficoltà a raggiungere i maneggi degli allagamenti, si fa calare nella stiva e con grave rischio per la propria vita riesce ad aprire i tubi di allagamento, impedendo alla nave di saltare in aria. Il 27 luglio del 1913 riceve la medaglia d'argento al valor militare, fatto non comune in tempo di pace. Racconta l'ex portaordini Giovanni Anaclesio, traversato il Piave. Il comandante si inginocchiò religiosamente a baciare le zolle e presene un pugno, rivolse a noi le parole del suo sentimento. Arditi, questo è il sacro suolo d'Italia. Noi tutti concorreremo a riconquistarlo. Anaclesio parla 20 anni dopo e siamo nel 1938, in piena retorica fascista. In realtà Bafile era perfettamente convinto di non fare nulla di speciale, ma di comportarsi soltanto come ogni italiano avrebbe dovuto comportarsi in quel momento storico. Egli dichiarava: un uomo d'onore in questi momenti deve fare più del suo dovere. E ancora, al dovere si riferisce in una lettera indirizzata alla madre. Mamma, è mio dovere di cittadino e di soldato che voglio fare fino in fondo. Sono sicuro che tutto andrà bene e che la nostra cara Italia non dovrà sentire a lungo l'onta di avere in casa il nemico. Pacato nei toni, Andrea amava soprattutto la concretezza e la serietà della coscienza. Nel 1908 aveva già scritto da Aden alla madre: sui fogli venuti dall'Italia leggo articoli molto acri contro l'Austria, nonché comizi, chiassi, discorsi e disordini anti-austriaci. E per quanto ammiri questo slancio patriottico, credo si tratti come al solito di un fuoco di paglia. Da non dimenticare
al fine di cogliere appieno il carattere del patriottismo di Andrea Bafile, la sua profonda religiosità. Diciottenne, aveva ricevuto dalla madre una medaglietta recante l'effigie della Madonna di Pompei. Morente, affida il compito ai portaordini. Questa medaglia è ricordo di mamma mia. Ti raccomando di baciarla e darle la medaglia. L'aveva portata al collo per tutta la vita e in tutte le sue missioni.
mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte infanti, tacere bisognava andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso e lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte triste si parlò di tradimento e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai quanta gente ha visto venir giù, lasciare il tetto per l'onta consumata Caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti, venivano a gremir tutti i suoi ponti. S'udiva lor dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero, il Piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, volea sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il Piave, no, dissero i fanti, mai più il nemico faccia un passo avanti. Si vide il Piave rigonfiar le sponde e come i fanti combattevan l'onde. Rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va straniero. Indietro c'è il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse l'ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro e Battisti. Infranse il fil l'italico valore, le forche e l'armi dell'impiccatore. Sicure l'Alpi libere le sponde, e d'acqua il Piave si placaron l'onde. Sul patrisuolo vinti torpi interi, la pace non trovò né oppressi né stranieri. Alla madre, 21 ottobre 1915. Mamma, questa lettera che ti giungerà soltanto nel caso che io debba cadere in questa battaglia, la scrivo in una trincea avanzata, dove mi trovo da stanotte con i miei soldati, in attesa dell'ordine di passare il fiume e muovere all'assalto. All'alba di stamani è cominciata la battaglia, col fuoco delle nostre magnifiche e formidabili artiglierie, e lo spettacolo è stato terribilmente superbo e magnifico. Tutte le trincee degli avversari sono state sconvolte, ad una, feritoia per feritoia, con una precisione matematica inesorabile. Sono tranquillo, perfettamente sereno e fermamente deciso a fare tutto il mio dovere fino all'ultimo, da forte e da buon soldato, incrollabilmente sicuro della nostra vittoria immancabile. Non sono altrettanto certo di vederla da vivo, ma quest'incertezza, grazie a Dio, non mi turba affatto e non basta a farmi tremare. Io sono felice d'offrire la mia vita alla patria, sono altero di spenderla così bene e non so come ringraziare la provvidenza dell'onore che mi fa offrendomene l'occasione in questa fulgida giornata di sole autunnale,
in mezzo a quest'incantevole ballata della nostra Venezia Giulia, mentre sono ancora sui fiori degli anni, nella pienezza delle forze e dell'ingegno, e combatto in questa guerra santa, combatto per la libertà, combatto per la giustizia. Tutto mi è dunque propizio, tutto mi arride per fare una morte fausta e bella. Il tempo, il luogo, la stagione, l'occasione, l'età. Non potrei meglio coronare la mia vita. Sento tutta la compiacenza di farne un uso buono e generoso. Perciò, mamma, non voglio che tu pianga, perché in verità offenderesti la mia sorte. Non piangere per me, mamma, se è scritto lassù che io debba morire. Non piangere. Non piangere, perché tu piangeresti sulla mia felicità e io non debbo essere pianto, ma invidiato. Quando tu leggerai queste mie parole, io sarò già libero, sciolto e al sicuro, ben lontano dalle miserie del mondo. La mia guerra sarà finita e io sarò alla pace. La mia morte quotidiana sarà morta e io sarò giunto in alto, alla vita senza morte. Oh, pensa, mamma, pensa che tu, quando tu leggerai queste parole, io ti guarderò dal cielo a fianco dei nostri cari, e questo pensiero non deve bastarti solo ad asciugare tutte le lacrime e a riempirti di una gioia indicibile. Io non rimpiango la vita, ne ho assaporate tutte le ebbrezze malsane e me ne sono ritratto con insormontabile fastidio e disgusto. Il Signore, nella sua infinita bontà chiaroveggente, mi ha riservato proprio il destino che occorreva per me, destino facile, dolce, onorevole, rapido: morire per la patria in battaglia. E con questo bel trapasso encomiabile, compiendo il più ambito tra i doveri del buon cittadino verso la terra che gli diede i natali, ecco che io mi distacco tra il rimpianto di tutti coloro che mi amano da una vita di cui già troppo sentivo il fastidio e il disgusto. Lascio la caducità, lascio il peccato, lascio la mia salma umiliante, il peso grave di tutte le mie catene e volo via, libero, finalmente libero, lassù nei cieli dove è il Padre nostro, lassù dove si fa sempre la sua volontà. Abbi il coraggio, mamma, di sopportare la vita fino all'ultimo, senza perderti d'animo. Continua ad essere forte ed energica, come sei sempre stata in tutte le tempeste della tua vita. E continua ad essere umile, pia, caritatevole, perché la pace di Dio sia sempre con te. E io qua, staccato dal mondo, sempre con l'immagine della morte imminente, ho sentito quanto sono forti i legami col mondo e quanto gli uomini abbiano bisogno d'amore reciproco, di fiducia, di disciplina, di concordia, di unità, e quanto siano necessarie e sacrosante cose la patria, il focolare, la famiglia, e quanto sia colpevole chi le rinnega, chi le tradisce, chi le opprime. Amore e libertà per tutti, ecco l'ideale per cui è bello offrire la vita. Che Dio renda fecondo il nostro sacrificio, abbia pietà degli uomini, dimentichi e perdoni le loro offese e dia loro la pace. E allora, mamma, non saremo morti invano. Ancora un tenero bacio. Giosuè. Signore delle
su nel paradiso. Lascialo andare per le tue montagne. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
l'Orchestra Veneta diretta dal maestro Giancarlo Nadai e tutti i suoi solisti che ora vi vado a presentare. So che c'è un omaggio floreale, facciamo un applauso anche ad Alessia che è qui. Ai violini Marco Giglione, Teresa Vio, Andrea Bett, Leonardo Mariotto, Elia D'Enrico, Anastasia Gonzalez, Margherita Boatin, Sofia Boatin e Aurora Ferro. Alla tromba avete ascoltato Cristiano De Agnoi, al violoncello Paolo Carraro, al contrabbasso Claudio Gasparoni, pianoforte e cembalo la professoressa Sabrina Comin, al mandolino Anna Bossetto, alla voce Enrico Nadai. Vorrei lo chiamassimo con un grande applauso Antonio Bozzo, presidente dell'associazione Bersaglieri, che ci ha letto la preghiera. Ecco, facciamo un grande applauso. Un ringraziamento va anche ad Alberto, il nostro fonico, che ci ha supportato a livello tecnico, quindi un applauso anche a lui. Un ringraziamento a Elisa, che ovviamente ha presentato e ha prestato la voce a tutte le letture. Letture è un lavoro che è stato curato da Enrico Nadai. Allora, noi questa sera abbiamo parlato di storia che ci ha portato, ci ha cambiato sicuramente nel corso dei secoli e ci ha portato fino ad oggi. Voi vedete Enrico qui in veste, ma Enrico è piuttosto stanco oggi perché insomma ha avuto un percorso piuttosto importante in questi giorni, in questo ultimo periodo, dove appunto è stato interessato dal concorso legato a Area Sanremo per accedere a Sanremo Giovani. Diciamo che il percorso si è concluso perché lui non poteva non mancare a questo evento, e quindi per festeggiare questo centenario della Grande Guerra. L'abbiamo sentito nella lettera. Prima ti faccio una domanda. Che cosa ti porti così a botta calda? Che cosa ti porti dietro da questa esperienza di Area Sanremo? Beh, innanzitutto, come avrete capito, ho lasciato Sanremo Giovani per essere qui, quindi sono encomiabile, ma sono anche un imbecille, ovviamente. Però quello che mi porto dentro, senz'altro, è il vedere l'Ariston da fuori, che è stata una bellissima esperienza. E sappiate, per chi un giorno vorrà recarsi al cinema dell'Ariston, che è peggio di un qualsiasi cinema parrocchiale. Evviva il Vivaldi! Evviva il Vivaldi! Che si porta dietro anche un nome piuttosto prestigioso della musica italiana. Senti Enrico, io te lo chiedo perché qui nell'ultima lettera che ho letto, la lettera al Borsi, si dice l'amore è una cosa importante. La tua canzone parla, no, d'amore, si intitola Voglio te. Che dici, ce la vuoi proporre questa sera in anteprima assoluta qui al Teatro Vivaldi? Certo, è una canzone che uscirà il 26 di novembre su tutti i digital store, per chi è interessato, ed è una canzone d'amore, esattamente, perché all'amore bisogna credere sempre, anche a quelli che vivo io, che sono sempre sfigatissimi. Grazie. E allora, sappiate soltanto che quando ho detto alla persona ti dedico questa canzone, mi ha detto vabbè, ma tanto sono tanti che me le dedicano, allora ecco, giudicate voi se meritavo questa risposta dopo l'ascolto della canzone. Grazie. Ma te la senti, no, di cantarla? Allora io ti faccio una presentazione. Qui non siamo al Teatro Ariston, siamo al Teatro Verdi, ma io te la faccio come se... Vivaldi, scusate, ho sbagliato compositore, ecco. Ma ti faccio una presentazione come se fossi all'Ariston. Certo. Perché questa canzone l'hai scritta tu, quindi di Enrico Nadai, Voglio te, canta Enrico Nadai.
panchina con la schiena sudata, mi parli di tutte le tue insicurezze, io dispenso consigli e le mie poche certezze. Del mondo hai una prospettiva diversa ed io non ti biasimo se non è la stessa. Mi parli e mi porgi la tua sigaretta, ridi e ti copri il viso ma ti vedo perfetta. Voglio te. Io voglio te. Che quando mi parli non mi parli del mare, forse staremo a casa dall'estate al Natale. Se poi spesso piange perché sono caparbio e pretendo riparo da sto mondo bugiardo. Han detto che questo non è il tempo di amare, diamo prova contraria, è il modo poi di tacere. Capisci che io cercavo senso e ragione tra i disagi e l'inchiostro, mi son detto che voglio te. Pianeti diversi a contatto perché io voglio te. Da tutti gli errori ti ricordo che in definitiva io non chiedo nient'altro. Se mi stringi per ore, lasci perdere il resto, andranno in rovina anche le tue incertezze. Se dimostri che hai fede nelle nostre promesse, gli amanti non sanno quel che fanno, hanno il cuore in ostaggio per il loro amore, ma tu sei l'antidoto ed il desiderio a riparo dai sogni, non puoi fare sul serio. Voglio te. Pianeti diversi a contatto perché io voglio te. Tra tutti gli errori ti ricordo che io voglio te. Io voglio te. Enrico Nadai e poi questa sera la piccola orchestra Veneta e i suoi solisti diretti dal maestro Giancarlo Nadai. Un ultimo ringraziamento va a tutti voi per aver partecipato a questa serata, spero piacevole, quindi grazie a tutti, buona serata e buon weekend. Televotateci, grazie.